Allora, Emanuela, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Chi abbiamo qui? Chi abbiamo qui? La vincitrice. Ce l'abbiamo fatta, Costino. Ce l'abbiamo fatta. È una soddisfazione immensa, una grande felicità e poi è solo, credo, un altro tassello, nel senso che da qua testa bassa e avanti a studiare ancora. Mi piace perché sei una ragazza che studia tanto e questo è importante perché sembra che il vino sia un gioco, in realtà è una professionalità che si acquisisce proprio studiando, vero Emanuela? Sì, anche perché Francesca è coinvolta sia lavorativamente in questo mondo, ma per lei è anche una grande passione. Sì, quindi ti dicevo Agostino, è uno studio continuo, proprio perché il vino non è una materia banale, anzi è sempre in continua evoluzione, c'è sempre da restare aggiornati e da imparare sempre di più. Ed è forse anche questo poi il bello, no, del mondo del vino, che non c'è un limite che ti decreta una fine di un percorso, ma anzi lascia le porte sempre a una continua evoluzione. Io poi sarò un po' campanilista, ma secondo me il miglior sommelier del Veneto, non vorrei dire che è il più bravo d'Italia, però sicuramente il Veneto è la regione che ha più varietà di vino, più vini in termini di fatturato eccetera, quindi è importante essere il miglior sommelier del Veneto. È un onore e davvero spero di essere una buona rappresentante per questo anno e di rappresentare appunto al meglio la mia regione e la mia associazione, questo è quello che spero. Sì, è anche un po' ambasciatrici, no? Allora posso dire, sono un po' campanilista anch'io, nel senso che sono sommelier e sono donna e quest'anno è rosa il titolo. E questo perché non so, andando indietro, ci sono sommelier donne del Veneto? Sì, ci sono state, però avevamo voglia di un volto femminile. Sì. Quindi ecco, ancora una responsabilità forse in più perché comunque va a essere rappresentata la categoria femminile e anche per questo spero di farlo al meglio. Ecco. Poi anche il territorio che rappresenta, ricordiamolo anche questo, no? Sì, allora Francesca è della delegazione di Venezia, anche se realmente poi la sua attività è collocata nella provincia di Rovigo, nel Delta del Po. Ne parlavamo prima del Delta del Po, questo luogo che tra l'altro non ha neanche una nazionalità, è un luogo esteso, no? Guarda, è un territorio particolare, perché in effetti io mi occupo di vino, ma noi come provincia, fino ad oggi che sta appunto nascendo la DOC Pinot Grigio delle Venezie, fino ad oggi non avevamo neanche una produzione con tanto di disciplinare che riguardasse la nostra regione. Quindi in realtà il nostro territorio si presta a varie interpretazioni, a crescere, quindi è bello proprio il fatto che potrà crescere col tempo ed è bello poterci lavorare perché non si ha il legame con una produzione in particolare, ma si può scegliere di essere dalla parte di tutte le produzioni. Ecco. Tra l'altro amici di Venezia Channel, amici dell'Ice Veneto, io ho la fortuna di essere qui con due donne sommelier, due donne ai vertici, Emanuela che sta diventando una giornalista molto brava piano piano, Francesca che è diventata la miglior sommelier, cosa posso volere di più? Ma cosa puoi voler di più? Credo una buona bottiglia di vino per concludere la serata. Ottimo. Corso da sommelier anche tu. No, per carità, io voglio che siate voi a spiegarmelo, vado meglio. No, ma tu iscriviti che poi ci pensi. Allora, a tutti invece i nostri amici rivolgiamo a chi non è iscritto di iscriversi perché è un bel percorso, si conoscono persone, interessanti, si fanno amicizie. Sì, e si ha proprio modo di poter stare assieme alle persone che hanno la tua stessa passione, che è la cosa più bella che ci possa essere. Dai, facciamo uno spot per l'Ice Veneto. Ma iscrivetevi assolutamente ai nostri corsi perché sono appunto modo per scoprire il vino, il territorio e la nostra cultura, nonché un ottimo canale d'aggregazione, quindi sì, assolutamente. Un'altra cosa, aspetta, iscrivetevi, frequentate la scuola concorsi, vero? La scuola concorsi di Ice Veneto. Graziano Simonella è il nostro maestro, la persona che ha voluto fortemente la scuola concorsi in Veneto, poi con tutta il resto della squadra della dirigenza. Iscrivetevi perché è veramente un modo per crescere e per conoscere ancora di più in compagnia e divertendosi.